Mentre Cortina e Milano sono sull'uscio delle Olimpiadi invernali 2026 e attendono risposta, Vicenza ha già ricevuto una bella porta in faccia, quella dell'Unione Ciclistica Internazionale, che ha detto no ai campionati mondiali in Veneto. Il capoluogo berico non organizzerà la corsa iridata del 2020, con partenza da Ponte della Libertà a Venezia, il percorso in pianura tra le ville del Palladio, la salita di Monteberico. Mondiali persi al photo finish con la Svizzera, con la complicità di una politica pasticciona e lo zampino dello strapotere dei vertici mondiali delle due ruote, favorevoli al Canton Vallese, proprio dove l'UCI, guarda caso, ha la sede. Già nel 2017 avevamo chiesto all'allora governo del Partito Democratico di impegnarsi per portare i mondiali di ciclismo a Vicenza. Allora mai nessuna risposta, il governo invece Lega e 5 Stelle ha firmato una fideiussione che però la Federciclismo, o meglio il presidente Di Rocco, dice non essere sufficiente. Il comitato organizzatore allora riesce ad ottenere dal governo giallo-verde fideiussione e garanzie per oltre 2,5 milioni di euro, ma per l'Unione è oramai troppo tardi. Di Rocco, che è presidente della Federazione di Ciclismo Italiana ma anche vicepresidente dell'UCI, ha detto che queste garanzie non bastano e fatalità il mondiale va in Svizzera, proprio dove ha sede l'UCI. Le garanzie sarebbero arrivate oltre il termine ultimo, il rammarico più grande è quello degli organizzatori lontani dalla politica e dai giochi di potere.